2026 Olimpiadi delle Dolomiti o dell'UNESCO, come le ha ribattezzate il governatore. Zaia preme sull'acceleratore anche perché il tempo stringe, termine ultimo è il 31 marzo ed il Veneto è deciso a presentare la propria candidatura, preferibilmente, anzi auspicabilmente con Trento e Bolzano, ma nell'impossibilità l'idea è di non lasciarsi sfuggire l'occasione. Io presenterò comunque entro il 31 una proposta di candidatura. Spero di chiudere, voglio incontrare i colleghi Rossi e Compaccer, condivido le loro perplessità rispetto all'impatto delle Olimpiadi e quant'altro, per vedere di capire rispetto alle strutture, rispetto a questo comprensorio che è fantastico, se si possa andare assieme. L'incontro tra il governatore del Veneto e i presidenti delle due province autonome di Trento e Bolzano, Rossi e Compaccer, potrebbe essere già la prossima settimana, comunque prima del 31 marzo. Certo, ci sono da parte di trentini ed altoatesini perplessità di tipo ambientale. I paletti posti sono no a progetti faraonici, colate di cemento e massimo rispetto per l'ambiente, a tutela appunto di quell'inestimabile patrimonio dell'umanità che sono le Dolomiti. Zaia cerca di tranquillizzare i colleghi confinanti, ma è comunque deciso a non lasciarsi sfuggire l'occasione che sarebbe manna dal cielo per il territorio bellunese dal punto di vista turistico ed infrastrutturale. Il Veneto però non passa il limite del 31 senza aver presentato la candidatura. La vorrei presentare in maniera corposa con le altre due realtà. Se così in questa fase non è possibile, comunque noi un piede ce lo mettiamo dentro al CONI e chiediamo che sia valutata la nostra candidatura, che poi andremo a istruire, ad argomentare.